Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma prima i nostri titoli. La Regione formalizza il ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto Calabria. Oliveri in Commissione Affari Sociali della Camera dice: non mi interessa l'intesa con l'Esecutivo sulle nomine. Nel decreto, aggiunge, non si affronta il cuore della sofferenza della sanità calabrese. Clima molto caldo in Calabria sul fronte giudiziario e la politica attraversata dalle inchieste. Oliverio parla di accanimento ma rifiuta l'idea del complotto. Ieri a Crotone, oggi a Cropani nel Catanzarese, in 52 sono giunti a bordo di una barca a vela, tra loro ci sono 12 bambini, gli scafisti fuggiti via mare. Intascavano le pensioni dei parenti defunti, 15 persone sono state denunciate, avrebbero truffato all'INPS 500.000 euro. Avrebbe minacciato una pattuglia di carabinieri con un coltello in manette un 25enne già indagato per l'omicidio di Francesco Vangeli, scomparso a Filandari nell'ottobre del 2018. Riunione operativa a Catanzaro per chiedere tempi certi per il completamento della trasversale delle Serre. Il Cosenza Calcio premiato come squadra rivelazione dai tecnici della Serie B. Il presidente a Rimini ruba la scena, conferma Braglia e su Tutino dice: parlerò con De Laurentiis. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la Regione ha formalizzato oggi il ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto Calabria. Oliverio in Commissione Affari Sociali della Camera dice: non mi interessa l'intesa con l'Esecutivo sulle nomine. Vediamo. La Giunta regionale ha formalizzato oggi il ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto Calabria che introduce nuove norme nella gestione della sanità calabrese e così l'annuncio fatto dal governatore Oliverio lo scorso 18 aprile, poche ore dopo la seduta del Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria per l'approvazione del decreto, oggi diventa un fatto concreto. Anche nel corso della sua audizione in Commissione Affari Sociali della Camera, Oliverio ha contestato il decreto, ad iniziare dalle nomine dei manager delle aziende sanitarie ospedaliere della Calabria. Non mi interessa, ha detto, l'intesa con il governo su nomi già confezionati. Nel decreto ci sono somme, 790.000 euro, una cosa di questo tipo, tutte concentrate all'aumento delle indennità dei nuovi commissari, 50.000 euro di aumento più 20.000 per spese e missioni, con la motivazione nella relazione che io ritengo personalmente assolutamente inaccettabile, perché nella motivazione si dice che il rimborso delle 50.000 euro, il rimborso delle spese documentate, eccetera, ciò nella ulteriore ed ancora più convinta considerazione che, essendo massimamente auspicabile che i soggetti scelti per l'incarico commissariale provengano al di fuori del contesto professionale ed ambientale della Regione. È assolutamente inaccettabile questa considerazione. E nel dire questo non dico che bisogna che siano della Regione, ma che non si può accettare, lo dico in qualità di Presidente della mia terra, non si può accettare appunto di catalogare i professionisti come appunto incompetenti o magari qualcosa di più. Nel decreto, aggiunge poi Oliverio, non si affronta il problema vero della sanità calabrese, ossia la carenza di personale. Noi abbiamo una carenza di oltre 1.400 medici. Sono 10 anni di commissariamento e 8 anni di blocco del turnover. 8 anni di blocco del turnover. E se immaginiamo quello che succederà adesso con quota 100 in termini di pensionamenti a valanga che ci saranno, cosa si determinerà nel sistema sanitario calabrese? Ma è possibile che un provvedimento straordinario annunciato con tanta, come dire, solennità per far fronte alle condizioni gravi del sistema sanitario calabrese non assuma un'attenzione minima rispetto a questi aspetti?
La Procura di Catanzaro ha iscritto 9 persone nel registro degli indagati per presunte condotte illecite nell'assegnazione dei fondi per le attività teatrali e le iniziative culturali. Al centro dell'inchiesta la figura di Adriana Toman, compagna del presidente Oliverio, la quale, sempre secondo l'accusa, avrebbe favorito alcune associazioni vicine all'entourage del governatore. Adesso c'è anche un fascicolo aperto in procura a Catanzaro che riguarda la cultura, o meglio i soldini messi a disposizione dalla Regione per la realizzazione di iniziative culturali. Non è una novità, nel senso che si sussurrava da tempo che ci fosse l'attenzione dei magistrati su questo capitolo di spesa. Il tutto è partito da una denuncia dettagliata presentata da Giovanni Carpanzano, rappresentante della compagnia Officina Teatrale, esclusa dai bandi per i circuiti teatrali, per favorire un'altra compagnia vicina all'entourage del presidente. Al centro dell'inchiesta c'è la figura di Adriana Toman, accusata di aver sfruttato la sua vicinanza al presidente Oliverio. Sarebbe stata il punto di raccordo tra alcuni settori della cultura cosentina e la burocrazia regionale. L'ipotesi formulata dalla procura per la Toman è di turbata libertà degli incanti e libertà del procedimento di scelta. La reazione della Toman: eccola, di cose amministrative non me ne occupo e la cosa mi fa paura. Tutto qui. L'attrice, regista, giornalista spiega il già fatto nel mondo artistico e fatica a comprendere il peso delle accuse che le vengono contestate. Adesso però dovrà difendersi, e con lei le altre 8 persone chiamate in causa dalla magistratura. Tra queste anche il critico d'arte Tonino Sicoli, molto conosciuto a Cosenza per la sua intensa attività di promotore di eventi culturali. Ma come ha reagito Oliverio alla notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della sua compagna consigliera? Poche ma significative battute. La prima è che non capisce questo accanimento, la seconda che non si sente isolato politicamente, la terza è che non crede nei complotti. Nei nostri telegiornali di ieri vi abbiamo raccontato della conferenza stampa tenuta a Roma dai deputati Roberto Chiuto e Iole Santelli, nel corso della quale è stato tirato in ballo pesantemente il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, quale presunto ispiratore che sarebbe stato coadiuvato dal maresciallo della Guardia di Finanza Domenico Portella e dal sostituto procuratore Marisa Manzini, dell'inchiesta che vede coinvolto il sindaco di Cosenza. Una conferenza stampa dai toni duri e dalle accuse pesantissime. Oggi torniamo sulla vicenda facendo il punto della situazione. Certo, non è un momento facile per la Calabria, ammesso che ce ne sia mai stato uno. C'è sempre un qualcosa che interviene a turbare il clima in questa regione che non riesce ad agganciare, diciamo così, la normalità. Sono giorni, quindi, governati da ansia, dubbi e timori. Le inchieste giudiziarie si susseguono una dietro l'altra e avvolgono lo scenario del vissuto collettivo in un malinconico velo di tristezza. Ora, in questi casi si dice la giustizia deve fare il suo corso, ma nel frattempo si respira un'aria pesante che condiziona e destabilizza l'agone politico regionale. C'è tensione, tanta tensione, che si tocca con mano. Basta seguire ciò che si consuma quotidianamente a Cosenza come a Roma, a Catanzaro come a Reggio, per avere contezza di quanto sta accadendo. La conferenza stampa, per esempio, animata da Iole Santelli e Roberto Chiuto, in quel della Camera dei Deputati, non è proprio ciò che si dice una cosuccia da nulla, ma per dirla con il gergo caro al linguaggio sportivo, è tanta roba. Nel senso che la denuncia fatta, che chiama in causa il presidente dell'antimafia Nicola Morra, pone degli interrogativi pesanti e al tempo stesso inquietanti, che meritano un approfondimento serio che va oltre la conflittualità politica. È naturale che Morra non l'abbia presa bene, ci mancherebbe altro. L'accusa pesa come un macigno e si è affrettato a definire il suo operato come trasparente, aggiungendo di essere pronto a sfidare i protagonisti della conferenza stampa in tribunale. Insomma, non finisce con un botta e risposta l'impressione che la vicenda sia destinata ad andare avanti e, forse, si arricchirà di nuovi particolari. La posta in palio è molto alta e non c'è spazio per nessun tipo di mediazione, né di natura politica, né di natura personale. Si chiama Vita Eterna l'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto l'ennesima truffa ai danni dell'INPS, 15 gli indagati, persone che avrebbero intascato le pensioni di parenti deceduti, un danno per l'INPS da 500.000 euro.
Non segnalavano le morti dei congiunti agli uffici dell'INPS, continuando a percepire regolarmente la pensione, un danno per l'istituto di previdenza pari a 500.000 euro. La truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Locri, 15 le persone denunciate nel Reggino, segnalati inoltre alla Corte dei Conti 19 pubblici ufficiali tra dipendenti comunali e medici che hanno omesso la comunicazione dei decessi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Economica, il prelievo del denaro avveniva tramite carte bancomat intestate alla persona deceduta che venivano utilizzate fino alla naturale scadenza. In tutto i casi accertati di persone decedute che avrebbero continuato a percepire la pensione sono 17, alcuni defunti già nel 2011, cioè ben 8 anni fa, altri nel 2013 e nel 2014, per i quali l'INPS continuava ad erogare mensilmente quanto dovuto, non essendo a conoscenza della morte. Dalle carte dell'inchiesta emergono anche i numeri, i prelievi indebiti. In una circostanza i finanzieri hanno scoperto come un parente di una persona morta nel 2014 sia riuscito a prelevare quasi 100.000 euro. Nuovo sbarco in Calabria, in 52 sono approdati nel Catanzarese a bordo di una barca a vela. Domenica lo sbarco dei curdo-iracheni sulla costa crotonese, oggi un'altra barca a vela approdata più a sud, sulla costa ionica catanzarese nei pressi di Cropani. L'imbarcazione è stata trovata arenata insieme ad un gommone sulla spiaggia. I migranti invece si stavano allontanando a piedi percorrendo la statale 106, è lì che sono stati notati dagli automobilisti che hanno avvertito le forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Sellia Marina, intervenuti con agenti della polizia e finanzieri, li hanno intercettati. Il gruppo è composto da 52 uomini, tra i quali 12 minori, tutti di nazionalità pakistana. Secondo le prime informazioni raccolte, i due scafisti, dopo lo sbarco, si sono nuovamente allontanati via mare con un altro gommone. Una volta individuati, i migranti sono stati assistiti e rifocillati e condotti in una struttura comunale per essere sentiti sulle modalità del viaggio in attesa di essere trasferiti. Le loro condizioni sono buone. Un 24enne di Mileto è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è già indagato per la scomparsa di Francesco Vangeli, il 25enne di cui si sono perse le tracce a Filandari nell'ottobre del 2018. Un arresto non di secondaria importanza, quello compiuto dai carabinieri a Mileto, che nel corso di una perquisizione in un'abitazione hanno trovato una pistola calibro 7,65 marca Bersa completa di serbatoio e con 2 proiettili, risultata di provenienza clandestina e ritenuta nella disponibilità di un giovane. Per questo i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia hanno tratto in arresto Giuseppe Prostamo, 30 anni, di San Giovanni di Mileto, con l'accusa di detenzione illegale di armi e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno pure trovato un bossolo per pistola calibro 7,65 e uno per fucile da caccia calibro 12, 3 coltelli a serramanico, una scatola di cartone con residui di polvere bianca e 3 schede di tipo bancomat, verosimilmente, secondo i carabinieri, utilizzate per tagliare sostanze stupefacenti. Dopo la scoperta, il trentenne ha opposto resistenza ai carabinieri, non volendo saperne di seguirli in caserma, insultando i militari e minacciandoli anche con un coltello. Alla fine, però, vinta ogni resistenza, è stato condotto nei locali della compagnia di Vibo Valentia, dove al termine delle formalità di rito è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto in carcere. Giuseppe Prostamo è figlio di Rocco Prostamo, quest'ultimo fratello della boss Giuseppe, ucciso a San Costantino Calabro il 4 giugno 2011, e di Nazareno Prostamo, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Pietro Cosimo, consumato a Catanzaro nel 1990. L'arrestato è noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti, ma la cosa che fa più rilievo è il dato che Giuseppe Prostamo è attualmente indagato a piede libero insieme al fratello Antonio anche per la scomparsa di Francesco Vangeli, il 26enne di Scaliti di Filandari, scomparso il 9 ottobre dello scorso anno. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha disposto la restituzione di 102 beni, tra i quali il Caffè dei Parì, il locale di Via Veneto a Roma, simbolo della dolce vita, ritenuto nelle disponibilità di Vincenzo Alvaro di Sinopoli, indicato agli investigatori come esponente di spicco dell'omonima cosca. Lo rende noto il difensore degli Alvaro, l'avvocato Gersomina Cimino, che afferma che i giudici hanno riconosciuto l'insussistenza del cosiddetto sistema Alvaro. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca.
sit-in dei lavoratori delle strutture psichiatriche di Reggio Calabria davanti all'ingresso degli uffici dell'azienda sanitaria provinciale per protestare contro il mancato pagamento delle spettanze fermo al dicembre scorso. Chiedono a gran voce lo sblocco dei pagamenti. Il GUP di Vibo Valentia ha condannato a 14 anni di reclusione Antonio Zuliani, di 27 anni, di Piscopio, al termine del processo con rito abbreviato per l'omicidio di Francesco Fiorillo, commesso il 15 dicembre del 2015 nei pressi della frazione Longobardi. È stata così accolta la richiesta del pubblico ministero. Il questore di Vibo Valentia, Andrea Grassi, lascia l'incarico dopo la condanna in primo grado ad 1 anno e 4 mesi perché ritenuto colpevole di uno dei 3 capi di imputazione contestategli nel processo svoltosi a Caltanissetta, che ha visto come principale imputato l'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante. Lo ha annunciato lo stesso Grassi durante la conferenza stampa sulla presentazione della Carta dei Servizi. Stava scegliendo tranquillamente il nuovo telefono cellulare in un centro commerciale nell'area urbana di Corigliano, nonostante fosse agli arresti domiciliari, ma è stato fermato dai carabinieri. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai militari della compagnia di Corigliano Carabo per evasione dagli arresti domiciliari e sottoposto nuovamente alla stessa misura. Un tassista abusivo è stato sorpreso dai carabinieri di Cosenza. L'uomo è stato denunciato per falsificazione materiale commessa da privati in certificati o autorizzazioni amministrative e sanzionato per guida senza patente e servizio taxi senza il prescritto titolo per un importo complessivo di circa 10.000 euro. Riunione operativa a Catanzaro per chiedere tempi certi per il completamento della trasversale delle Serre. La trasversale delle Serre finalmente può diventare realtà. Oggi una nuova riunione operativa con ANAS e Regione per definire gli appalti dei 2 lotti, quello Scornari e Bazzano, e il tratto finale Gaiato Mare-Ionio. La strada, che lo ricordiamo, collegherà il Tirreno e lo Ionio, attraversando le province di Catanzaro e Vibo Valentia, non vede la luce da molto tempo, ma le sinergie fra enti e la Società Nazionale per le Strade va a passo spedito e molto presto si arriverà alla conclusione di un'infrastruttura attesa da 50 anni. Questo è un ulteriore passo, un ulteriore segno di attenzione per il territorio. Faremo altre riunioni per coinvolgere il territorio e i sindaci in questa progettazione. E oggi ci saranno dei dettagli tecnici dopo la riunione che è stata fatta in Regione poco tempo fa, e comunque il nostro percorso sia amministrativo che tecnico sta andando avanti proprio per dare delle risposte concrete al territorio. Penso che ormai abbiamo trovato un accordo con i sindaci e con le comunità locali per la Gaiato Mare, e comunque annunceremo oggi che il 6 giugno ci sarà la conferenza di servizi per gli altri 2 lotti. La Regione si è impegnata a garantire la copertura finanziaria dell'opera per 54 milioni di euro, mentre gli altri 25 milioni per l'ulteriore sviluppo del progetto sono a carico di ANAS. La discesa verso il mare ha una pendenza molto elevata, quindi dovremo lavorare in maniera costante per eliminare gli ostacoli che potranno esserci, e sono soprattutto burocratici a questo punto. Dobbiamo cercare di lavorare in maniera rapida e sinergica con i sindaci per appianare davvero tutti gli ultimi dettagli per poter appaltare prima possibile quest'opera, che secondo me è fondamentale per completare la trasversale delle Serre. Sottoscritto l'accordo quadro tra la Camera di Commercio di Cosenza e quella di Bolzano, un'intesa rivolta alla valorizzazione dei rispettivi territori. Cosenza e Bolzano, 2 città geograficamente distanti, da oggi sono molto più vicine grazie ad un accordo quadro sottoscritto dalle rispettive Camere di Commercio. Con l'amico Eben, il presidente della Camera di Commercio di Bolzano, che io ringrazio, che con la sua delegazione oggi è qui, le Camere di Commercio si incontrano per vedere se ci sono delle attività commerciali, essendo 2 territori completamente differenti e quindi non sono concorrenti tra di loro. Noi abbiamo le clementine, loro hanno le mele, dal vino alle arance nostre, quindi cercare di fare dei tavoli anche istituzionali, come abbiamo fatto con gli altri, nella filosofia di Open Camera Cosenza, che ormai è famosa su questo, anche perché non è soltanto gli accordi quadri con le Camere di Commercio che noi abbiamo fatto, ma anche con tutti gli altri enti pubblici. In realtà gli enti pubblici che tra di loro fanno rete, come fanno rete le imprese, vediamo che in realtà è un successo sia per i cittadini, ma in questo caso per le imprese. I punti di contatto sono la voglia di fare,
L'abbiamo già collaudato in passato collaborando in vari organi con l'amico presidente Klaus Algeri. Adesso vorremmo dare forma a una collaborazione che va al di là della collaborazione negli organi istituzionali, cioè di vedere, trovare in questo accordo quadro come potremmo mettere assieme organizzazioni e istituzioni per il bene delle nostre imprese e con questo per il bene della società sia qua a Cosenza che di quella di Bolzano. I punti di contatto tra le due province sono diversi e non concorrenziali tra di loro, per cui se opportunamente sfruttati potranno sicuramente avere ricadute molto positive. Il Cosenza Calcio premiato come squadra rivelazione dai tecnici della Serie B. Il presidente Guarascia Rimini ruba la scena, conferma Braglia e su Tutino dice parlerò con De Laurentiis. Squadra rivelazione è il Cosenza di mister Braglia a ritirare il premio. C'è il presidente Eugenio Guarascio, c'è il direttore sportivo Stefano Trinchera. Un applauso al Cosenza. Un applauso al Cosenza Calcio. La classifica aggiornata dopo le decisioni che riguardano il Palermo dice 10° posto, ma il Cosenza per gli allenatori della Serie B vale molto di più. I rossoblù di Braglia hanno meritato infatti il premio come squadra rivelazione della categoria. Un riconoscimento importante proprio perché assegnato su indicazione dei tecnici e quindi emblematico della qualità del gioco espresso dai lupi all'esordio in cadetteria. Il premio è stato ritirato a Rimini dal presidente Guarascio e dal direttore Trinchera, saliti sul palco nella serata trasmessa in diretta da Sport Italia. Oltre ai complimenti ai due dirigenti sono state rivolte domande relative alle prossime mosse, a cominciare dalla conferma di Piero Braglia, al quale il presidente ha dedicato il premio. Piero Braglia, che salutiamo tutti perché appunto lui ha avuto un intervento di recente e dove io mi sento anche di dedicare questo riconoscimento, questo premio, perché lui è stato veramente bravissimo, è il nostro condottiero. Chiaramente la stessa cosa vale per la squadra e per l'area tecnica. Lo stesso Stefano Trinchera, che è stato molto bravo e oculato nel scegliere i ragazzi. Sono ragazzi che erano in Serie C e che hanno saputo interpretare la Serie B. Sì, però Presidente non mi ha risposto su Braglia. Sarà Braglia l'allenatore del prossimo anno? Allora, con Braglia abbiamo raggiunto l'accordo, dobbiamo soltanto sottoscrivere, certamente sarà lui. Stefano Trinchera si è soffermato sul valore di un gruppo che ha raggiunto l'obiettivo con qualche giornata d'anticipo e poi alla domanda sul futuro di Tutino ha passato la palla al patron. Volevamo a tutti i costi raggiungere la salvezza, molti erano esordienti e hanno dimostrato tutto il proprio valore, ma devo dire che siamo anche stati trascinati da un pubblico incredibile. A Cosenza c'è un entusiasmo notevole e ce lo teniamo stretto. Tra questi giocatori ha fatto un grande campionato, forse anche lui avrebbe meritato, no, di essere nella top 11, grande attaccante di questa cadetteria, di questo torneo di Serie B. Parliamo di Gennaro Tutino, che è ancora di proprietà del Napoli, e quindi che succederà? Chi lo chiedo, al direttore sportivo o al presidente? Forse è meglio il presidente, perché qui non si assume responsabilità. Sono in ballo interessi economici, poi tra l'altro non è un giocatore di nostra proprietà. Presidente, Tutino? Allora, Tutino, io prenderò un appuntamento a breve con De Laurentiis e parleremo a quattro occhi. E in chiusura le previsioni del tempo. Persistono condizioni di tempo instabile con temperature sotto media sulla nostra regione. Domani parzialmente nuvoloso con piogge sparse, anche a carattere di rovescio, in modo particolare nelle zone interne, nelle ore centrali. Temperature sotto le medie del periodo. Andiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari generalmente mossi, eccetto il Golfo di Corigliano, che risulterà poco mosso. Venti deboli o moderati, mediamente dai quadranti occidentali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.